Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Torna la terza edizione di Tipici da spiaggia a Rosolina Mare nei bagni primavera. Manifestazione ideata dal Sindacato Italiano Balneari, aderente al FIPE, in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani. Sono stati due gli appuntamenti, il primo sabato 1 luglio a Sottomarina e oggi questo di Rosolina il 27 agosto. Ascoltiamo un po' di interventi dei protagonisti di questa giornata. Abbiamo dei luoghi meravigliosi, un rapporto tra acqua e terra, ma è tutto frutto del lavoro dell'uomo che ha saputo creare un equilibrio, l'equilibrio che dà la possibilità ai nostri agricoltori poi di coltivare la terra, ai nostri pescatori di coltivare le lagune e di andare a pescare in mare. Sono tutti beni che sono il frutto di un equilibrio dato dalla gestione del territorio. Il territorio è così bello, c'è il paesaggio bello perché c'è il lavoro dell'uomo. E quindi concludo dicendo: rispettiamo e teniamo veramente presente il lavoro importante che è stato fatto, perché è un lavoro che serve a tutta la comunità. Attraverso turismo promuoviamo i nostri prodotti che sono delle eccellenze uniche che non troverete da altre parti, ma soprattutto promuoviamo queste persone a cui va dedicato un grande applauso. Grazie. Spesso tendono a voler far prevalere agricolture meno tra parentesi controllate e blasonate rispetto ad agricolture come le nostre, che sono un elemento di eccellenza e di qualità. Quindi portatevi a casa questo. Quando andrete al supermercato davanti a un sottocosto, fermatevi un attimo e guardate cosa c'è lì, perché lì non troverete la sicurezza alimentare, non troverete il risparmio idrico, non troverete la sicurezza dei nostri lavoratori che attraverso anche i piani regionali che abbiamo sottoscritto come associazione tendiamo ad avere meno morti, meno incidenti sul comparto produttivo. Ecco, fermatevi un momento e chiedetevi se lì dietro, se dietro la politica del sottocosto c'è tutto questo. C'è la possibilità di arrivare in una spiaggia, è vero. Io mi ricordo quando venivo, ahimè ormai gli anni sono tanti, ma 30 anni fa, 40 anni fa i miei genitori mi portavano e non era questo. Allora c'erano grandi spiagge blasonate. Oggi noi ci giriamo attorno e troviamo un ambiente che è armonioso, gradevole, è un ambiente dove puoi portare tranquillamente i figli, dove ti puoi rilassare e puoi consumare un prodotto del territorio con tutte le caratteristiche che abbiamo. Quindi, e chiudo. Il connubio agricoltura, turismo, in questo caso spiagge, è un elemento vincente soprattutto per un territorio come il nostro, ma non per noi, per quelli che stanno venendo dall'estero a fruire di queste cose qua, perché noi lo sappiamo com'è, lo viviamo giornalmente. Quindi la sfida è questa, Assessore, qui abbiamo i turisti, la sfida è, se ne abbiamo 60 milioni di presenze, dobbiamo puntare ad arrivare a 100 milioni di presenze e su questo tipo di strategia trovare le risorse, trovare le politiche, trovare gli strumenti che ci permettano in questo mondo di difficoltà, che purtroppo è un mondo di difficoltà, di svincere la sfida di essere sempre più leader all'interno dello scenario del panorama nazionale, europeo e dico anche mondiale. Grazie. Henry Faccini è il presidente provinciale della CIA. Questa qua è una bella iniziativa, un'iniziativa importante, secondo appuntamento di questa stagione. Cosa dire? Voi agricoltori avete un anno abbastanza difficoltoso. Riuscirete a mantenere la qualità che vi contraddistingue nonostante tutte queste vicissitudini? Senza ombra di dubbio. L'agricoltura ha sempre risposto presente a tutte le varie difficoltà che si presentano annualmente, perché sappiamo siamo fabbriche a cielo aperto e quindi ogni minima avversità si ripercuote poi sull'azienda agricola e non si ripercuote sul prodotto. Purtroppo poi i meccanismi economici vanno a modificare, a penalizzare quello che è il prodotto sullo scaffale. In realtà l'azienda agricola, oltre che garantire un prodotto di ottima qualità, garantisce anche la salubrità e garantisce anche il rispetto del territorio, nonostante spesso non gli venga riconosciuto lo sforzo massimo e non venga riconosciuto quello che è il lavoro che da generazioni le nostre aziende fanno per portare sulle nostre tavole un prodotto di prima qualità come quelli che ci sono qui oggi presenti. Ecco, il Presidente regionale ha detto diffidate delle offerte nei supermercati, però per contro purtroppo l'agricoltore è in ostaggio delle grandi distribuzioni. Come si può superare questo? Sì, siamo in balia di quello che è, diciamo così, il vortice consumistico e il vortice della globalizzazione soprattutto, però sì, oggi la guerra purtroppo ci ha insegnato che non possiamo
fare riferimento ad un mercato globale, ad un mercato comunitario, prettamente comunitario, ma bisogna innanzitutto preservare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e il nostro prodotto agricolo. Bisognerebbe che il cittadino, il consumatore stesso avesse un minimo di occhio di riguardo e di rispetto verso quello che è lo sforzo e il duro lavoro che viene fatto su queste terre. Bisognerebbe privilegiare un prodotto locale, un prodotto a chilometro zero o a chilometro 1, va bene lo stesso, per dare un contributo allo sviluppo stesso di questo, sia del territorio, sia del paesaggio, sia del turismo, ma anche alla crescita sociale dello stesso. Attualmente siamo con i rappresentanti del comune di Rosolina, Patriana e Cazzola, e naturalmente a rappresentanza della provincia l'amico Pizzoli, nonché anche sindaco di Portotolle. Allora, quanto è importante averlo fatto a Rosolina questo avvenimento, questo secondo appuntamento? È un secondo appuntamento che la CIA ha organizzato nelle nostre spiagge di Rosolina, ma non solo di Rosolina, perché prende tutto il Polesine. Qua abbiamo anche il nostro amico Pizzoli, nonché sindaco di Portotolle e rappresentante del parco che della provincia. È importante perché il Polesine è ricco di agricoltura, Rosolina stessa è vocazione sia turistica ma anche agricola, e quindi il connubio turismo e agricoltura è sempre molto importante. Le nostre terre si coltivano prodotti a chilometro zero che poi nei nostri ristoranti, nei nostri stabilimenti balneari li assaggiamo, li facciamo assaggiare ai nostri turisti che ci vengono a trovare qua a Rosolina Mare durante l'estate. Ecco, abbiamo chiesto al presidente provinciale del CIA quanto siete ostaggi, cioè anzi quanto è ostaggio l'economia agricola alla grande distribuzione. Il presidente regionale diceva: diffidate delle cose che costano poco. Voi come fate, essendo Rosolina città di eccellenza agricola e ortofrutticola, come fate a preservare e a garantire un prodotto buono? Dobbiamo incentivare le politiche comunali, incentivano appunto gli agricoltori anche alla vendita del loro prodotto diretta, senza passare magari per la grande distribuzione, anche per far conoscere appunto al turista dove cresce effettivamente il prodotto agricolo per poi acquistarlo. E questo è il valore aggiunto che non lo trovi magari nelle grandi distribuzioni, e questo è il salto di qualità che i nostri agricoltori devono fare. Non solo coltivare il terreno, ma anche il prodotto agricolo, ma anche pubblicizzarlo e venderlo con il valore aggiunto che è appunto il chilometro zero, la sostenibilità e la bellezza dell'ambiente, di tutto il nostro ambiente del Delta. Thank you.